Ah, poi c'era anche l'altro gioco, quello del cimbè, lo dicevano, che era con un fuso di legno corto, grosso così, che finiva a cono da tutte e due le parti, si metteva per terra, si batteva dalla parte conica all'esterno, lui saltava, si alzava a 1 metro da terra e poi bisognava colpirlo a metà, il più possibile a metà, perché poi uno magari lo prendeva in punta e cadeva subito, ma c'era chi lo lanciava molto lontano, come giocare a golf per dire, ma solo che bisognava prima farlo alzare e poi prenderlo in aria. Allora, cibic oppure ciancul, il pezzo di legno, insomma, il pezzo, quello che si lanciava.